Sindaco, Raffadali si conferma la città della festa del 1° maggio. È una tradizione che dobbiamo mantenere perché fa parte della storia del nostro comune, quest'anno specialmente perché in un momento di pace europea è necessario consacrare la pace per avere sviluppo e lavoro. Come si possono migliorare le condizioni lavorative appunto dei lavoratori, Sindaco? Ma è necessario non sprecare l'opportunità che ci sta dando la Comunità Europea con il PNRR, in modo tale da investire e investire bene, in modo tale che queste risorse possano tramutarsi in sviluppo ed economia. Vedere tutta questa gente dopo 2 anni di pandemia fa tanto piacere, Sindaco. Stiamo ricominciando a vivere. La libertà è una cosa che tutti aspettavamo, finalmente oggi, 1° maggio, togliamo anche le mascherine in luogo aperto, quindi è un buon segno di ripresa e speriamo di libertà. Un giorno importante per tutti i ricordi che avevo per la nostra storia, per la nostra libertà, per la lotta che ha fatto sempre questo Paese. Ha lottato sempre per il riscatto sociale di tutti i cittadini. Come si può fare per migliorare le condizioni lavorative? Bisogna essere molto impegnati e mettere impegno e buona volontà di chi amministra e trovare le soluzioni giuste che ci sono, che si possono trovare. Impegno e buona volontà e volerle le cose, si trovano. Noi crediamo che dopo un ventennio di crisi economica e ora per ultimo dopo la pandemia anche la guerra si possa creare un patto per lo sviluppo, per il lavoro, dove è crollato il sistema globale dello sviluppo mondiale. Bisogna riequilibrare questo momento e bisogna farlo con tutti i protagonisti del mondo del lavoratore e dei lavoratori. Oggi siamo qua, Raffadali è l'esempio, la gente ha la necessità di uscire fuori, ha la necessità di spendere, il turismo può diventare una buona opportunità per la Sicilia e per l'Italia. E noi dobbiamo crederci, ognuno di noi deve fare la propria parte, viva il lavoro, viva il lavoratore, viva le imprese che danno la possibilità ai lavoratori di poter portare avanti. Piero, come si può fare per migliorare le condizioni lavorative? Il Presidente della Repubblica ha ricordato le tante vittime che ci sono sul lavoro. CNA assieme ad altre associazioni del datore di lavoro ha creato un protocollo d'intesa che sta portando avanti e lo sta portando anche negli enti bilaterali. L'EIBAS è un nostro ente che attraverso la sinergia di tutte le forze sociali ed economiche stanno mettendo in campo tante prestazioni a favore della sicurezza dei luoghi di lavoro. E questo deve essere il nostro momento di vanto, ma anche dobbiamo crederci tutti. Tutti i 1° maggio hanno un'importanza e da molti anni il 1° maggio determina le politiche mondiali, nazionali, diciamo, siciliane e anche di Raffadali. Si parte tutto sempre dal 1° maggio. Come si può fare per migliorare le condizioni lavorative? Innanzitutto bisogna superare questa fase, che è una fase molto delicata, prima attraverso la pandemia, ora con la guerra la situazione è difficile, bisogna lavorare e essere tutti assieme, uniti per superare questo brutto momento. Come si può fare per migliorare le condizioni lavorative appunto dei lavoratori? In questo momento così difficile è un tema molto caldo, perché quello che stiamo assistendo è una retrocessione, cioè tutte quelle garanzie che sembravano mai acquisite vengono meno, perché c'è la frammentazione del mondo del lavoro a cui la politica ha fatto fatica ai sindacati ad adeguarsi. Ma speriamo bene e speriamo che il patrimonio della cultura di sinistra riesca a riagganciarsi alle masse e a tirare fuori quello che siamo sempre stati, cioè per i lavoratori, per i più deboli, per gli ultimi. Più che significato, io oggi sono veramente felice di essere qui perché sono in mezzo veramente a un popolo di amici e questo è anche il senso di questa festa, cioè l'unione, la libertà di essere se stessi. Quindi che dire, godiamoci questo giorno di festa, tra l'altro oggi quando vi è un sacco di restrizioni, infatti siamo così felici di essere qui tutti insieme a festeggiare. Quindi sono felice di essere a Raffadali, voglio bene tantissimo al popolo di Raffadali. Si vede tanta felicità proprio negli occhi delle persone, perché se lei dice che siete ritornati alla normalità, una festa può essere anche addolcita dalla sua buona musica. Beh, io ce la metto
tutto sempre tutta, e dopo un sacco di tempo di restrizioni questa è l'occasione buona per suonare, per mettere in moto la musica e gli strumenti. Può essere un segno di libertà. Assolutamente sì.